Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri, la trasmissione voluta dagli uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi della regione ecclesiastica Ligure, realizzata con i mezzi di informazione sul territorio. Questa settimana iniziamo parlando di università. L'Università di Genova è una città nelle città, un polo di formazione umana, di crescita culturale, professionale, un polo di ricerca senza ombra di dubbio, ma appunto una città perché conta una popolazione studentesca di 40.000 giovani provenienti dalla Liguria, ma non solo. Una città nella città da vivere, dunque, anche da cristiani. E su questo tema si è svolta la prima giornata dell'università, che è stata organizzata dalla pastorale universitaria della diocesi di Genova, un'occasione di incontro con l'arcivescovo Marco Tasca, con il rettore Federico Delfino e con una nutrita rappresentanza di studentesse e di studenti del polo universitario genovese e di personale tecnico e amministrativo. Sentiamo che cosa è emerso. Un ponte fra la Chiesa e l'Università, così il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino, ha definito la ripartenza della pastorale universitaria nell'incontro che si è svolto alla Sala Quadrivium di Genova sul tema Vivere la Chiesa nell'Università per un cammino insieme. La prima giornata diocesana dell'Università, un'occasione di conoscenza e di dialogo con l'obiettivo di tracciare le linee di una collaborazione. Erano presenti l'arcivescovo Marco Tasca, il rettore Delfino ed una nutrita rappresentanza di studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo. La cosa che mi ha colpito di più è che entrambi hanno espresso gli stessi obiettivi, sia per la Chiesa che per il mondo accademico, quello di superare le crisi, quello di superare i conflitti e quello di occuparsi della cosiddetta terza missione, che è quella appunto di andare sul territorio, quindi per quello che riguarda la Chiesa, la cosiddetta Chiesa in uscita, che sempre Papa Francesco appunto ci indica. E per quello che riguarda il mondo accademico è quello di presentarsi, quindi di non sul territorio, quindi al di fuori di quello che è il mondo accademico e al di fuori di quello che è proprio un ambiente chiuso che potrebbe essere paragonato a quello dell'università, cosa che non deve succedere. Quindi questi tre temi sono stati il filo conduttore, quello che ha caratterizzato tutta la serata. L'Università di Genova ha numeri importanti, 40.000 studenti, 4.000 docenti, 2.000 fra tecnici e amministrativi, una comunità ampia dunque che ha vissuto e vive le sfide di un mondo in rapidissima evoluzione. La pastorale universitaria nasce appunto come un volere da parte della Chiesa e quindi della diocesi di Genova e del rettore, quindi dell'Ateneo, cioè una sorta di appunto di finestra di dialogo che si ha sia del mondo ecclesiale che del mondo accademico. Diciamo che la pastorale universitaria ha come obiettivo quella di portare fuori dall'ambiente della Chiesa anche l'ambiente lavorativo professionale. È rivolta non solo agli studenti, ma bensì anche ai docenti e tutto il mondo, tutti gli strutturati, quindi tutti gli amministrativi, tecnici amministrativi che fanno parte appunto dell'università. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di fare relazioni e quindi di ripromuovere le relazioni. Quello che un po' la pandemia ha soffocato in questi ultimi 2 o 3 anni e quindi riprendere a ridialogare insieme. Sicuramente questo. E poi anche quello di, insomma, di accendere un interesse anche sulla cultura e recuperare alcuni ambiti che forse sono stati un po' diciamo lasciati al singolo e quindi diventare appunto riprendere alcuni temi quali la comunità, ecco questo sicuramente.
La Chiesa si prepara a celebrare la solennità dell'Immacolata. Giovedì 8 dicembre, nella solennità dell'Immacolata, la comunità del seminario di Chiavari vivrà l'ordinazione diaconale di Fabio Torri della parrocchia di Santa Maria Assunta in San Siro e di Emiliano Malia della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo per l'imposizione delle mani del vescovo Giampio De Vasini. La celebrazione avrà inizio alle 18 nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto e sarà trasmessa in diretta TV su Telepace. Ora andiamo nella diocesi di Tortona, dove si è rinnovata la tradizione della novena dell'Immacolata. Il vescovo Marini celebra ogni mattina alle 7 la recita del Rosario e la Santa Messa. Vediamo come è andato l'inizio della novena dell'Immacolata. La preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione coincide con l'inizio del tempo di Avvento. Tradizionalmente nella diocesi di Tortona questo periodo è celebrato con particolare devozione e richiama la partecipazione di numerosi fedeli provenienti dal territorio della diocesi. Ogni mattina alle 7 nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo il vescovo Guido Marini prende parte alla recita del Rosario e presiede poi la celebrazione della Messa. Una intenzione particolare di preghiera è stata dedicata alle vocazioni religiose e sacerdotali. Nell'omelia pronunciata nel primo giorno della novena, il vescovo Marini ha fatto riferimento alla pagina del Vangelo di Luca nella liturgia del martedì della prima settimana di Avvento e in particolare si è concentrato sul verbo che descrive l'atteggiamento di Gesù nel rendere lode al Padre, esultare di gioia nello Spirito Santo. Esulta di gioia perché vede davanti a sé il disegno di Dio che si realizza. E quale è questo disegno di Dio, questo disegno del Padre? Che Dio è con noi, che Dio è per noi, che Dio è in noi. Dio è con noi, perché Dio si fa vicino, si fa compagno di strada. Non è più un Dio distante, distratto dalle vicende della nostra vita. Non è un Dio lontano che non si interessa delle gioie e dei dolori di ogni nostra giornata. No, Dio è un Dio vicino, che cammina con noi, che ha a cuore la nostra vita, che intreccia i suoi passi con il cammino di ogni nostra giornata. E Dio è per noi, perché Dio è amore. È un Dio che davvero è appassionato a ciò che costituisce il percorso della nostra esistenza. Non è contro di noi, ma è per noi. E questo Dio è un Dio che è in noi, perché ci dona la sua stessa vita, condivide con noi la bellezza della sua eterna vita. E all'inizio del tempo d'Avvento il vescovo di Tortona Guido Marini ha celebrato la Santa Messa che ha coinciso con la memoria della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. L'inizio dell'Avvento, inizio del tempo dell'attesa per eccellenza, la gioia di un'attesa che poggia sulla certezza «Andiamo con gioia incontro al Signore» sono le parole con cui il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, ha proposto la riflessione nella celebrazione nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo nella prima domenica di Avvento. Qui c'è tutto l'Avvento, perché l'Avvento non è qualche cosa, l'Avvento è qualcuno che viene a visitarci. Questo qualcuno è il Signore Gesù e noi con gioia gli andiamo incontro, perché sappiamo che Egli ci ama, che Egli viene per salvarci, che Egli viene per donarci la gioia, che Egli viene per riempirci la vita.
Egli viene e noi andiamo con gioia incontro al Signore che viene. Pontificio Istituto di Musica Sacra ha proposto l'animazione liturgica alla celebrazione. In questa occasione l'Arma dei Carabinieri ha celebrato la patrona, la Virgo Fidelis, ricordando non solo la devozione alla Vergine, ma anche e soprattutto le vedove e gli orfani di coloro che in servizio hanno perso la vita. In particolare, per quanto riguarda il territorio di Tortona, la celebrazione è stata l'occasione per riprendere una tradizione consolidata legata all'istituzione di una borsa di studio. Lo ricordiamo come Arma dei Carabinieri grazie a un ente che è l'ONOMAC, che ovviamente cura e porta avanti non soltanto il supporto sia morale che economico delle nostre vedove e dei nostri orfani, e lo facciamo anche qua sul territorio tortonese grazie ad una famiglia, la famiglia Salvati, che da tanti anni nel ricordo del nostro collega Piero fa una borsa di studio in favore dei figli dei carabinieri e degli associati alla nostra associazione nazionale che si sono distinti negli studi, e quindi nel ricordo del papà, e quest'anno è ancora più significativo perché dopo lo stop ovviamente dettato dalla pandemia riprendiamo questa borsa di studio, e quindi a conclusione di questa celebrazione avremo modo in qualche modo di premiare questi ragazzi che si sono distinti. Ora andiamo a Savona. Dopo l'incontro preparatorio nella parrocchia Santissima Trinità, prosegue il cammino che l'ufficio della pastorale giovanile della diocesi di Savona Noli propone agli adolescenti e ai ragazzi interessati a partecipare alla giornata mondiale della gioventù in programma dal 1 al 6 agosto a Lisbona. Il prossimo appuntamento sarà domenica 4 dicembre dalle 17 alle 21 a casa San Raffaele nella Vecchia d'Arsena, con il ritiro spirituale d'Avvento che comprenderà un momento di riflessione dedicato alle persone nella fascia d'età tra i 20 e i 35 anni, dal titolo Diamo forma ai nostri sogni, e poi ci sarà anche la cena. Le parole di Gandhi, sono le cose semplici che mozzano il fiato, saranno il filo rosso di questo appuntamento. Ricordiamo però che continua anche la preghiera online dedicata alle ragazze, ai ragazzi, alle educatrici e agli educatori, con contributi audio e video per dare corpo ai sogni e alle speranze dei giovani. L'iniziativa si svolge ogni giovedì alle 21 sulla piattaforma Google Meet. E continuiamo a parlare di ragazze e di ragazzi perché nelle parrocchie del Gaviese, nell'arcidiocesi di Genova, si è realizzata una bella iniziativa di solidarietà. Sono state raccolte generi di prima necessità che sono stati portati dagli stessi ragazzi al confine con la Polonia e sono stati consegnati alle famiglie ucraine lì sfollate. Un'iniziativa che ha coinvolto le 10 parrocchie del Gaviese, ma che si è realizzata con una rete solidale di amicizia sul territorio anche con il sindaco di Gavi e la Croce Rossa locale. Vediamo. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina avete deciso sostanzialmente avete messo su, diciamo, un'iniziativa solidale abbastanza consistente. Ce la puoi brevemente raccontare da dove è partita e dove è arrivata? Ciò che mi ha colpito molto da parroco è stata la generosità immediata di Gavi e delle altre parrocchie che seguo come pastore. Immediatamente queste persone hanno donato sia un'ingente quantità di denaro, ma anche la disponibilità di tempo, qualora appunto fossero arrivati in Italia molti profughi, e addirittura anche luoghi dove poterli ospitare, quindi case, hanno messo a disposizione case, stanze, e questo in modo immediato. Quante persone, diciamo, avete sostenuto che sono venute da voi scappando dalla guerra? Allora, come profughi qui nel Gaviese direi una trentina circa. Di queste alcune sono già rientrate in Ucraina e altre stanno arrivando.
le abbiamo aiutate sia in modo materiale, quindi con aiuti immediati legati appunto a vestiti piuttosto che alimenti, ma poi anche con l'immissione nel lavoro e l'insegnamento della lingua italiana. Avete poi deciso anche di aiutare le persone che sono rimaste con, diciamo, un viaggio per portare dei beni di necessità. Come, diciamo, com'è nata questa idea e da chi era composta questa spedizione? Chi è andato? Ringraziando il cielo, non c'è stata una ondata enorme di profughi, almeno qui in Gavi, e allora si è deciso insieme al sindaco, al maresciallo dei carabinieri, al presidente della Croce Rossa, alla protezione civile e a un nutrito numero di ragazzi liceali di Gavi e altre parrocchie di partire andando proprio sul confine tra la Polonia e l'Ucraina per portare ciò che lì serviva. Grazie a un sacerdote genovese, Don Marek Majewski, genovese, polacco, che è viceparroco a Genova, siamo stati messi in contatto con un sacerdote che lavora a Leopoli e che ci ha indicato di cosa c'era bisogno, quindi generatori elettrici perché manca l'elettricità, medicinali di ogni sorta, materiale sanitario, vestiti, giocattoli e sostanzialmente abbiamo composto 3 mezzi carichi, uno della Croce Rossa, uno del Seminario di Genova e uno della Protezione Civile, portando appunto sul confine e lasciando a questo sacerdote che è venuto a prendere il tutto e a portarlo poi direttamente alle famiglie e agli ospedali che ne avevano bisogno. Ci racconti, ci spieghi, diciamo, cosa ti ha spinto a partecipare a questa spedizione? Devo dire che la richiesta è stata abbastanza veloce, cioè da un momento all'altro mi è stato chiesto subito di partire, era ancora il giugno del 2022, e io ho accettato subito, non sapendo neanche precisamente cosa andassi a fare, inizialmente solamente per l'idea di viaggiare. Poi quando ho scoperto il motivo di questo viaggio, ovviamente se c'è la necessità o la possibilità di fare del bene, di aiutare delle persone, ho accettato. Cosa avete portato al confine? Allora, abbiamo portato soprattutto medicinali, ma per le operazioni, pannoloni perché per esigenza, essendo che non c'è acqua potabile, perché mangiano, cioè bevono e mangiano roba sporca, non igienizzata, che porta disenteria, e generatori per la mancanza di corrente. Ecco, ci racconti un pochino com'è stato questo viaggio, quando siete partiti, quanto è durato, proprio come ha funzionato dal punto di vista logistico? Allora, il viaggio, siamo partiti presto, erano mi sembra, circa le 4 di mattina, fino a dopo. Siamo divisi in più veicoli, io per esempio mi trovavo nella quella della Croce Rossa, nel veicolo in cui eravamo in 6, in quel veicolo. E siamo partiti e siamo arrivati fino a Bolzano, ci abbiamo fatto sulle 6-7 ore di viaggio diretti, ci siamo fermati per una breve pausa e poi ci siamo rifermati in Austria per mangiare, dopo circa 2 ore di viaggio. E da lì ci siamo fermati prima, ho fatto una tappa in Repubblica Ceca, a Brno, e per dormire, per portarli poi il giorno dopo da Brno abbiamo fatto altre sulle 5 ore di viaggio per portarli, dovevamo consigliare medicine lì vicino a confine. E in poche parole, tutto il periodo abbiamo fatto molte ore di viaggio, numerose, soprattutto il ritorno, dove abbiamo fatto 16 ore dirette da dove eravamo fino a Ninova Gavi, ed è stato un viaggio più stancante perché comunque sono parecchie ore di viaggio che hanno un po' destabilizzato. C'è qualcosa di quello che hai visto, di quello che hai sentito, che ti ha particolarmente colpito? Sicuramente mi ha colpito la consegna di tutti i beni materiali al prete polacco che lavora in Polonia, che lavora in Ucraina. Tutta la scena di trasporto dai nostri furgoni
al suo è stata molto emozionante. Perché non sapevi a chi arrivavano quei beni, però sapevi che stai facendo comunque qualcosa di giusto. Io quando siamo arrivati lì a consegnare, quello che dovevamo portare, la felicità del prete e delle persone che sono venute lì ad accoglierci, della gioia che gli stiamo dando una mano, che siamo venuti da molto lontano perché abbiamo fatto 16 ore di viaggio per portarli, anche se era una minima cosa, sempre qualcosa per dargli una mano. Di questa esperienza, ma mi è piaciuto il vedere le persone che hanno vissuto veramente la guerra, come il prete che portava i beni, oppure la suora che viveva al confine e accoglieva persone ucraine tutti i giorni. Mi è piaciuto vedere uno sguardo di speranza è uno sguardo bello nelle loro facce, che devono essere semplicemente molto arrabbiate, tristi e deluse dalla vita, invece riuscivano a trasmettere questo sguardo di speranza, ci hanno accolto talmente bene, ci hanno ringraziato talmente tanto che si è vista una bellezza anche in una strage come quella che sta succedendo. E questa esperienza ha in qualche modo cambiato il tuo sguardo, sia sulla tua quotidianità, sia magari in generale su quello che è il conflitto? Allora, per quanto riguarda la mia vita, la mia quotidianità, mi piace sempre pensare che quando faccio del bene, le persone che ricevono questo bene, anche seppur poche, seppur piccole, ne giovano. Se io non facevo quella cosa lì, quelle persone non starebbero meglio. E quindi questo, tutte le volte che faccio una cosa buona come questa, oppure come aiutare in parrocchia, come magari tenere i bambini, a me piace proprio il fatto di dire: se non c'ero io, quel bambino magari non faceva quella risata, se non c'ero io, quella persona non aveva la luce in casa. Questo è quello che a me tutte le volte che faccio un'azione del genere di puro volontariato mi piace. Al termine di questo viaggio, io penso che nell'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto, sia noi adulti, c'era anche un papà di uno di questi giovani, e i 10 ragazzi che dai 14 ai 18 anni sono venuti con noi di gioventù studentesca, quindi legati a questo movimento, ci siano 3 punti che abbiamo davvero vissuto. Il primo è la bellezza di fare appunto il bene in nome del Signore. Come loro stessi hanno riconosciuto, senza attenderci un ringraziamento, senza neppure vedere e incontrare i volti di chi poi effettivamente andrà a ricevere quei generatori o quei medicinali, ma sapere che siamo stati la mano del Signore e la carezza del Signore per quelle persone. E questo è bello. Poi il secondo è la gioia di aver vissuto un'esperienza di chiesa, dove era presente tutta la comunità di Gavi, sia quella civile sia quella ecclesiale. Era presente davvero tutte le istituzioni, e quindi il sindaco, il maresciallo, la Croce Rossa, e abbiamo vissuto veramente insieme. Adesso si usa molto usare il termine di sinodalità. Ecco, noi questo l'abbiamo proprio vissuto insieme, appunto, e questo ci ha riempito il cuore di gioia. Davvero lo sguardo di tutti è cambiato il nostro ritorno. E poi il terzo punto è davvero il tesoro che si è accumulato in cielo, perché la bellezza di sapere, la gioia di sapere che quello che abbiamo portato lo ritroveremo in paradiso, questo davvero è qualcosa che riempie il cuore e giustifica le 40 ore di automobile che abbiamo fatto e davvero tutto ciò che è stato fatto. E che allo stesso tempo ci fa rendere conto che la divisione tra buoni e cattivi è molto complessa, perché noi siamo chiamati adesso a fare la volontà del Signore, ed è lì che c'è il bene e il buono. Poi tutto il resto è davvero secondario. Ora
andiamo nella diocesi della Spezia. Sant'Andrea è il patrono della città di Sarzana, diocesi vescovile. Come sapete, la diocesi è di La Spezia, Sarzana, Brugnato, e in questa città la memoria liturgica di Sant'Andrea è stata celebrata con particolare devozione. In questa occasione nella parrocchia di Fabiano Alto è stato riposizionato dopo il restauro un antico dipinto risalente al Cinquecento raffigurante proprio Sant'Andrea. Vediamo il servizio di Tele Liguria Sud. La solenne celebrazione di Sant'Andrea a Sarzana è stata presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti, celebrata nella chiesa concattedrale di Santa Maria Assunta a seguito dei lavori di restauro dell'antica pieve non ancora completati. La Santa Messa ha visto la partecipazione dei canonici della chiesa concattedrale, di molti sacerdoti del vicariato e i parroci delle parrocchie della Val di Magra convenuti per l'occasione a Sarzana. Presente anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale, i bambini del catechismo e i fedeli della cittadina. Nel corso dell'omelia il vescovo ha tracciato la figura del santo, spiegandone i principali carismi e sottolineando la missione evangelizzatrice di Sant'Andrea, che risuona ancora oggi come esempio da seguire per tutti i cristiani. L'Apostolo Andrea innanzitutto viene venerato come il primo dei chiamati, ma soprattutto per noi risuona nel suo entusiasmo, nella sua capacità di lasciarsi interpellare, di interpellare il Signore Gesù, di rispondere con generosità alla chiamata ricevuta da Lui e di trasmettere il Vangelo che riconosce nel Signore Gesù. E dunque è importante per la nostra vita di fede, innanzitutto perché è apostolo. Dunque fa parte di quel gruppo di 12 sui quali e con i quali il Signore fonda la sua Chiesa. E apostolo dunque fa esperienza viva del Signore Gesù. Lo coglie nella sua immediatezza, vive con Lui, addirittura gli domanda dove Lui sta, si lascia coinvolgere in quel progetto nuovo di vita e di salvezza, diventa testimone del suo Vangelo. Una testimonianza che è stata poi di tutti gli apostoli. Noi crediamo sulla loro testimonianza, crediamo sulla loro esperienza, accogliamo quella parola che proviene da Gesù ma passa attraverso di loro, riceviamo i segni, i gesti sacramentali che il Signore affida loro e che affidandoli a loro li affida alla Chiesa e dunque poi vengono celebrati continuamente lungo i secoli, ma sempre rifacendoci a questo momento essenziale. Gli apostoli testimoni del Signore Gesù. Nel corso della giornata sono proseguiti i festeggiamenti nella parrocchia con il pranzo in comune dei bambini presso l'oratorio e i giochi sotto il campanile per una giornata di allegria. La giornata, come consuetudine, si è conclusa con la messa serale celebrata da Monsignor Piero Barbieri, parroco della chiesa concattedrale. Anche la parrocchia di Fabiano Alto ha festeggiato Sant'Andrea e con l'occasione è stato ricollocato un quadro del 1500 che è stato recentemente restaurato. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Don Pietro Milazzo, la festività di Sant'Andrea nella parrocchia di Fabiano Alto ha vissuto un momento di gioia con la ricollocazione a dimora di un antico quadro del 1500 recentemente ristrutturato, un'opera di pregio di cui ci parla la sovrintendente dottoressa Rosanna Vittiello. Un dipinto importante per il soggetto, per come è stato realizzato alla fine del Cinquecento da un autore poco noto, Giovanni Andrea Boggiano, Boggianus, così si era firmato in un'altra opera simile che si trova a Sarzana e che è datata 1594. Ed è un dipinto dove lo stile di Luca Cambiaso viene reso personale, figure importanti, monumentali, che insieme ci introducono alla figura di Maria
collocata in questo piedistallo con 4 gradini e protetta nella parte superiore da un baldacchino sorretto da angeli di grande qualità, un dipinto che sicuramente grazie al restauro ha ottenuto risultati straordinari. Un lavoro lungo e delicato che ha riservato grandi soddisfazioni alla restauratrice. Sì, molta soddisfazione perché appunto il dipinto è pervenuto a noi proprio con la sua tela ancora non toccata, quindi un'opera proprio diciamo originale in tutti i sensi. Quindi è stato un lavoro lungo perché comunque c'erano deformazioni oramai dei secoli che sono state un po' lunghe da rimuovere, però devo dire che ha dato grandissima soddisfazione proprio anche per il risultato. Un quadro cavegliato prima del restauro per 450 anni sull'altare della parrocchiale. Don Gianluca Galantini formula un auspicio. Il mio auspicio è che, come negli ultimi 4 secoli e mezzo ha vegliato sulla celebrazione dell'Eucaristia in questa chiesa, sul parroco che celebrava, sui fedeli che partecipavano all'Eucaristia, lo faccia ancora a lungo tempo e possiamo ancora per lunghi anni e chi verrà dopo di noi per lunghi secoli celebrare l'Eucaristia in questa chiesa e celebrare qui l'incontro gioioso con il Signore Gesù. D'obbligo anche alcuni ringraziamenti. In primo luogo alla restauratrice Aurelia Costa e alla dottoressa Rossana Vitiello che ha seguito le fasi del restauro, che ci hanno appena illustrato appunto le fasi stesse, e poi alla Fondazione Cari Spezia che ha finanziato l'intera opera di restauro rendendosi appunto benemerita, perché è proprio grazie al suo generoso intervento che questo quadro ha potuto essere restaurato e oggi è ritornato a casa. È stato poi il vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti a benedire l'opera e i partecipanti alla cerimonia. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La memoria del fondatore, Don Carlo Gnocchi, impreziosisce l'attività del Centro Santa Maria alle Terme di Salice Terme. Il vescovo della diocesi di Tortona, Monsignor Guido Marini, lo ha visitato proprio all'inizio del tempo di Avvento. Un appuntamento denso di familiarità e di tenerezza, soprattutto in ragione del tempo disteso che il pastore della diocesi ha potuto trascorrere fra gli anziani ospiti della struttura e gli ammalati. Il centro fa parte della Fondazione Don Gnocchi, che oggi conta oltre 5.700 operatori e che svolge le proprie attività in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in 28 centri e una trentina di ambulatori territoriali organizzati in presidi diffusi in 9 regioni italiane con 3.700 posti letto accreditati ed operativi di degenza piena e di day hospital. Il centro di Salice Terme offre assistenza ad anziani e disabili anche in regime residenziale e proprio con le persone più anziane il vescovo Marini ha celebrato l'Eucarestia con gli ospiti e ha visitato le persone che sono ricoverate nelle loro camere portando loro la comunione. C'è stato spazio anche per un incontro con i dirigenti del centro sanitario che hanno ricordato la figura del loro fondatore nel 120° anniversario. Ora veniamo nella diocesi di Chiavari, in realtà anche nella diocesi di Piacenza Bobbio sconfiniamo un po' questa settimana perché è mancato alla casa del clero Don Pierino Tassi, 98 anni, è stato parroco di Santo Stefano d'Aveto dal 1978 al 2000, era un po' la memoria storica della valle, vediamo. Fra i monti e percorrendo le valli, Don Pierino Tassi era uno fra i suoi pari, un uomo della Val d'Aveto che ha speso il suo ministero in valle, un uomo della montagna che sulla montagna ha saputo tessere trame di relazione e di fede, con semplicità e con un unico riferimento preciso, lo sguardo alla Madre, alla Vergine Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora di Guadalupe. Don Pierino Tassi, Don Pietro, nasce a Santo Stefano d'Aveto il 23 luglio del 1924 e viene ordinato sacerdote il 2 giugno del 1945
1949 a Bobbio dal vescovo Bernardo Bertoglio. La sua prima parrocchia nel piccolo paese di Casalporino in Valceno, un paese che, come tutti quelli della zona e dell'entroterra in generale, vive la durezza del tempo di guerra e la fatica degli anni che seguono la conclusione del secondo conflitto mondiale. Don Pierino torna poi in Val d'Aveto nel 1960, quando diventa parroco di Allegrezze. Da allora spende tutto il suo ministero in questa zona. Dopo 18 anni, nel 1978 diventa parroco di Santo Stefano d'Aveto e qui resta fino al 2000, quando, compiuti i 75 anni di età, diventa canonico della cattedrale di Bobbio e si mette a disposizione dei sacerdoti della zona per sostenerli nell'accompagnamento degli ammalati e soprattutto nella celebrazione dell'Eucarestia. Torna ad Allegrezze come amministratore parrocchiale e nel 2010 si ritira alla casa del clero a Chiavari. Fino a che le forze glielo hanno consentito, ha aiutato i sacerdoti in cattedrale e a Rupinaro, sempre disponibile dove c'era bisogno. La pandemia lo ha provato nel fisico e lo ha reso più fragile, ma la lucidità, la memoria storica, la semplicità nel tratto non lo hanno mai abbandonato. La semplicità, la stessa con cui ha condotto il suo ministero, sempre fra la gente. Ultimo di 5 fratelli e sorelle, Don Pierino lascia oggi uno stuolo di nipoti e pronipoti, eredi di una famiglia molto numerosa, radice delle relazioni che sapeva tessere in valle. Conosceva tutti Don Pierino e anche per questo sapeva farsi prossimo a chiunque avesse bisogno di sostegno o vicinanza nella malattia e nel dolore, ma il suo sguardo sapeva anche proiettarsi sul futuro, con una speciale attenzione ai giovani, che non solo rispettava ma in cui riponeva grande fiducia. Il tutto con un unico riferimento, quello a Maria, venerata in valle come patrona dal 1800 sotto il titolo di Nostra Signora di Guadalupe. La Vergine viene proclamata patrona della valle nel 1815, mentre nel 1972 Monsignor Pietro Zuccarino, vescovo di Bobbio, decreta l'intitolazione al santuario della chiesa di Santo Stefano. In quegli anni infatti la devozione continua a crescere e si consolida anche in ragione del legame fra la valle e l'America Latina a causa delle migrazioni e del sentimento diffuso di affidamento popolare negli anni della guerra. L'immagine di Maria sul Monte Maggiorasca viene fatta erigere proprio nel 1947. Don Pierino Tassi, 50 anni dopo, la fa restaurare. Nel 50° il sacerdote si fa promotore di un anno di celebrazioni e festeggiamenti, gesti esteriori, testimonianza di un profondo legame di cuore, quello di un figlio con la madre. Ora torniamo nella diocesi di Tortona per raccontarvi un nuovo appuntamento con il Perosi Festival. Nuovo momento di devozione, di bellezza e di riflessione in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Don Lorenzo Perosi, il compositore tortonese a cui ha dedicato il Perosi Festival, appuntamento diffuso nel tempo e che offre alla diocesi e al territorio occasioni di alta spiritualità e ascolto preziosi. Nella cattedrale tortonese è tutto esaurito per l'esecuzione della Passione secondo Marco, composta da Perosi ed affidata al coro del Pontificio Istituto di Musica Sacra diretto da Walter Marzilli. Si è appena concluso il concerto della Passione secondo San Marco di Perosi nella sua casa, è stato particolarmente emozionante. Lui è sepolto a 50 metri da qua, nella navata di sinistra, e per noi vedere la sua tomba e eseguire la sua musica a casa sua è stata una bella emozione. L'abbiamo eseguita anche a Roma, è stato bello anche là naturalmente, però qui è una cosa veramente particolare. Sembra che debba spuntare da un momento all'altro il volto di Perosi da dietro una colonna, e speriamo che ci abbia guardato, ci abbia ascoltato con benevolenza. Per il festival è stato il ritorno alla forma dell'oratorio che ha contribuito a fare grande Perosi nel mondo. Ora, dopo una sola settimana di pausa, è già tutto pronto per il prossimo concerto, quando, sempre in cattedrale, si esibirà il coro della città di Subiaco, una località a cui Perosi era molto legato e dove ha scritto alcune sue celebri composizioni.
Nella diocesi di Chiavari si sono concluse le celebrazioni per un appuntamento che ha coinvolto in realtà tanti territori, tante comunità, il 23esimo Columbus Day sulle orme nella memoria di San Colombano. Un applauso. A perenne ricordo degli eventi e delle solenni celebrazioni del 23esimo Columbus Day. La festa di San Colombano Abate nella parrocchia di San Colombano di Vignale in Fontanabuona ha di fatto concluso le celebrazioni per il meeting delle comunità legate al santo, un desiderio partito da lontano e coronato nel 2022. Era già un'idea, era nato lontano negli anni di portarlo qui prima o poi, quando si era partiti nel 98. L'eco di questo evento, ma soprattutto l'effetto che ha avuto sulle comunità coinvolte, perdurerà. Anche di questo ne sono certo e magari avremo modo poi di verificarlo. Nel territorio diocesano sono stati coinvolti i comuni di San Colombano Certeno, Licugorno, Borzonasca e Chiavari e 5 parrocchie che celebrano con particolare devozione il santo. Ma l'azione dei monaci di San Colombano, presenti sul territorio sino al XII secolo, si deve alla nascita del Tigullio come comprensorio. La nostra realtà di oggi deve tantissimo, se noi dovessimo andare a vedere a tutti i periodi storici che abbiamo passato, quando è che è nata la realtà del Tigullio? La realtà del Tigullio è nata nel periodo in cui i monaci di San Colombano hanno contribuito a crearla. Un evento storico dunque, quello vissuto nell'arco della primavera ed estate scorsa e concluso con la messa presieduta dal Vescovo nella prima domenica d'Avvento. L'invito formulato da Monsignor De Vasini a custodire un'attesa vigilante abitata dalla preghiera, uno stile vicino a quello dei monaci colombaniani. Anche per questo lasciare traccia degli eventi vissuti nel 2022 può diventare un seme di slancio per il futuro. Ciò che è stato fatto è ricordato in questo fascicolo con una serie di fotografie che ricordano tutti gli eventi che si sono svolti sul territorio. Questa settimana vogliamo chiudere il nostro appuntamento con Noi Chiesa Diocesi Liguri ricordando doverosamente con commozione Laura Ferrero, la collega giornalista 46enne della redazione del Cittadino che è scomparsa nei giorni scorsi. Lo facciamo anche perché Laura ha sempre creduto nel rapporto di collaborazione, di relazione, di amicizia reciproca fra tutte le persone che si occupano di comunicazioni sociali nel territorio della regione ecclesiastica ligure. Con questo ricordo di Laura Ferrero, che è presidente anche dell'UCSI, l'Unione Cattolica della Stampa Italiana per la nostra regione, con questo ricordo, dicevo, ci lasciamo, dandoci appuntamento alla prossima settimana. Se la passione, il sorriso e la chiarezza di pensiero possono essere abbracciati in un'unica persona, questa è Laura Ferrero, che oggi sperimenta un altro abbraccio che non l'abbandonerà mai più. 46 anni, moglie e madre, Laura ha affrontato la malattia con tenacia pari solo alla speranza. E se è vero che la speranza non delude, l'accettazione di quanto le stava accadendo ha coinciso con la capacità di cercare fino all'ultimo di non rassegnarsi all'idea di lasciare incompiuto il suo compito. Laura Ferrero, giornalista del Cittadino, presidente UCSI Liguria, dopo la laurea in lettere ha servito la Chiesa genovese con quello che le riusciva meglio, la capacità di comunicare con gli occhi, con il sorriso e la parola. Disponibile e curiosa, aveva accettato di collaborare con Telepace e di avviare il nuovo corso digitale per il settimanale cattolico, buttandosi nell'esperienza con professionalità e capacità di apprendere e al tempo stesso con lo stesso porsi a servizio che l'aveva spinta ad iscriversi anche all'Istituto di Scienze Religiose, che concepiva come un veicolo di formazione a tutto tondo. La formazione le è stata nel cuore anche da presidente ligure dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana. Aveva ben chiaro il ruolo decisivo che l'associazionismo può giocare nel sollecitare, proporre e sostenere percorsi formativi utili ad allargare gli orizzonti della professione e a porre come obiettivo finale non solo e non tanto la tecnica fine a se stessa, ma la verità come stile. Uno stile che le è stato caro fin da ragazza, dall'esperienza di partecipazione alla vita parrocchiale nell'ACR alla Foce, la sua parrocchia, con il curato di allora, Don Niccolò Anselmi. Francesco
Francesca Di Palma, amica dai tempi dell'università e poi collega, la ricorda sui social come una donna curiosa, intelligente, propositiva e leale, e questo, aggiunge, ha fatto sì che con lei accanto, nei momenti belli come in quelli difficili, fosse più facile andare avanti. Il futuro riserva tante incertezze e questo lo sanno bene le persone che hanno abbracciato Laura e le sono stati accanto: il marito Paolo, la figlia Benedetta, la mamma Stefania, il papà Beppe, il fratello Claudio e tutti gli amici che hanno accompagnato Laura anche nei giorni più difficili e misteriosi della malattia. Ma come ha scritto Francesca, Laura se n'è andata in una mattina di sole e sappiamo che in una mattina di sole ci reincontreremo.